tutti, oggi siamo dalla Dotto Trains, che fin dall'inizio del premio Prunola è stato tra i nostri sponsor. Ci accompagnerà quest'oggi a vedere un po' la fabbrica e fare due parole Sabrina Carrara. Grazie per l'introduzione. La nostra azienda, la Dotto Trains, ha partecipato e sta partecipando ancora al premio Prunola perché crediamo che anche le imprese devono avvicinarsi al mondo della cultura, anche perché le imprese fanno cultura e quindi cultura d'impresa e questo è un nuovo modo, un'altra forma per sostenere anche le attività del nostro territorio. Bene, siamo qui oggi, questa è la nostra sede, siamo a Castelfranco Veneto, in Borgo Pieve. Da quanti anni? Un'azienda che ha più di 50 anni di storia, ma diciamo che l'attività per quale oggi è conosciuta la Dotto, diciamo nasce nel 62, ma se vogliamo capire come è nata la Dotto dobbiamo fare un po' un passetto indietro, nel senso che il fondatore dell'azienda, Ivo Dotto, negli anni 50 aveva un piccolo laboratorio dove costruiva giostre, scivoli, altalene e arredi per le scuole. In questo mondo era anche un insegnante, perché insegnava anche applicazioni tecniche alle scuole, e già allora portava i suoi ragazzi a fare un giro nel suo piccolo laboratorio per mettere mano e quindi far vedere scivoli praticamente cosa si poteva fare in un piccolo laboratorio. Ma ovviamente un giorno decise, era un appassionato di meccanica, decise di fare qualcosa per incentivare le vendite di questi prodotti. Quindi costruì un piccolo trenino. Un trenino che poi vedremo lungo il nostro percorso di oggi, c'è ancora, ce l'abbiamo qui, che bello. È a disposizione, diciamo, nei nostri locali, e quel trenino doveva servire per addobbare quel giardino per vendere più giostre, scivoli e altalene, che era l'attività di quegli anni. Chi lo vide disse: mamma mia, è bellissimo questo trenino, ma veramente, ma perché non me lo vendi? Questo è il mio trenino, l'ho costruito per hobby, non è adibito alla vendita, ma se vuoi te ne faccio un altro. Ed è così che è iniziata l'attività. E questo è un caso, diciamo, di un'azienda come un hobby può trasformarsi in un business produttivo e bello e anche presente, che ancora oggi si può vedere circolare per le città del mondo. Sì, in tutto Questa il mondo. Questa è l'introduzione. Quindi nasce nel 1962, ovviamente i primi trenini erano trenini su rotaia per i bambini, adatti per i parchi di divertimento e per il Luna Park. Oggi invece costruiamo veri mezzi di trasporto che possono circolare sulle strade del mondo, sono appunto certificati e quindi omologati in dai vari ministeri di trasporti delle città dove dovranno essere inseriti, e ovviamente poi anche nell'uso interno nei parchi, come ovviamente, diciamo, da dove siamo nati. L'uso del trenino è un uso divertente, turistico, ma nell'insieme fa anche un vero servizio di trasporto, perché viene utilizzato nelle città soprattutto per fare queste visite guidate a bordo di un trenino, e danno la possibilità quindi di poter visitare la città comodamente anche alle famiglie che hanno i bambini che magari camminano poco, o anche, diciamo, chi vuole, diciamo, stare, diciamo, un po' più comodo e poter vedere un po' la città itinerante. Una delle altre cose caratteristiche di questi trenini che prendono un po' l'anima delle persone, no? Quindi quando c'è un trenino la gente è felice, e anche se è adulta le fa divertire, e magari può scappare un sorriso, voglio dire, anche se non salgono, e già questo vuol dire è una bella prova che ciò che facciamo in realtà è qualcosa di divertente, non soltanto di utile, e che può essere, diciamo, utilizzato a tutte le età. Siete anche ambasciatori di Castelfranco Veneto nel mondo, perché tutti i castellani quando vanno in giro in vacanza vedono Muson River ed è bellissimo. La nascita dei nomi dei nostri prodotti, ma soprattutto all'interno del nome dei nostri prodotti c'è sempre stata la territorialità. Noi ci piace far conoscere dove siamo. Castelfranco è una bellissima cittadina e portiamo il nome di Castelfranco Veneto in giro per il mondo, perché nei nostri mezzi viene proprio riportato sotto il nostro logo la città da dove proveniamo. E questo anche ha avuto un feedback molto bello e soprattutto gratificante anche per chi abita nel territorio, perché effettivamente
ci mandano foto in giro per il mondo, non sapevamo che era da Castelfranco, ora vediamo che è da Castelfranco e siamo orgogliosi di vedere aziende nelle altre emisfero e nei 5 continenti che proviene della nostra città. Muson River. Il Muson River è un nome che abbiamo dato perché ci è venuto così in mente. Di solito un tempo le grandi ferrovie giravano, costeggiavano i fiumi, e quindi l'idea Rio Grande Express, hanno detto noi abbiamo il Muson, magari poco conosciuto, un torrente, però diciamo suonava bene anche il termine nelle lingue, quindi non aveva altri significati nelle lingue straniere, e quindi l'abbiamo adottato e abbiamo visto che veramente ha riscosso, è piaciuto molto. E ancora oggi, pur cambiando quel modello, innovandolo, vorremmo cambiare anche il nome per avere anche modelli diversi, però la gente ci chiede uno specifico modello che è il Muson River, quindi veramente è diventato una parte del nostro brand. Ce ne sono tanti, dovremmo elencarne tanti, nel senso, voglio dire, tutti i nostri treni vanno nelle più belle città del mondo, quindi già quello siamo orgogliosi, perché quando noi vendiamo un prodotto noi siamo presenti in quella città, è visibile, perché ovviamente fa un servizio pubblico. Ci sono delle innovazioni particolari negli ultimi anni nei vostri treni? Ovviamente anche la nostra azienda è una piccola azienda che appunto è un'azienda familiare che nel tempo si è evoluta. Come si è evoluta, diciamo, il prodotto dai piccoli trenini, come dicevo prima, su binario, siamo passati ai treni su pneumatici, proprio perché si voleva dare questa libertà di movimento, e ovviamente questa libertà di movimento oggi è anche, dipende anche dal tipo di motorizzazione che noi vogliamo dare, perché la libertà di girare all'interno di un'area verde o all'interno anche delle città, bisogna offrire sempre innovazioni diverse, e anche noi da tanti anni abbiamo nella nostra linea i treni elettrici che possiamo avere sia nella conformazione ludica, quella che conosciamo, tipo il Muson River, ma anche nella versione moderna, così come anche nei trenini piccolini adatti per i bambini, sempre trainati da questa motrice azionata da una batteria. Questo è anche un impegno ovviamente di trovare le soluzioni e utilizzare tutte quelle innovazioni che possono essere a beneficio del nostro ambiente e a beneficio anche degli utilizzatori. Facciamo un piccolo giro nel nostro stabilimento produttivo, dove appunto questi trenini crescono. Grazie. Guarda chi incrociamo, vieni. Ottorina. Ciao. Vi presento Ottorina Carraro, vicepresidente della Dotto Trains. Noi siamo le 2 sorelle che portano avanti l'attività di famiglia. Fantastico. E siamo qui oggi perché sai che sono venuta a farci l'intervista per il premio Prunola, e guarda dove ci siamo fermati, guarda, questo è proprio il primo trenino. Il primo Trenino nato, che ti dicevo prima, per hobby, e che poi si è trasformato in business, e ovviamente ancora oggi rimane pezzo storico all'interno della nostra struttura. Fantastico. E ora lo porto a fare un giro all'interno dello strumento per far vedere la nostra produzione. Se poi ci vorrai raggiungere, ci raggiungi più tardi quando abbiamo finito il giro, quando vuoi, va bene? Ok? Va bene. Ciao. Eccoci qua, qui è la parte finale dove effettivamente assembliamo i nostri trenini. Abbiamo 2 linee, la linea delle carrozze e la linea delle motrici dall'altra parte. Questa è la parte finale dove, diciamo, appunto, quando i componenti sono pressoché pronti, e si passa alla fase di assemblaggio dei vari componenti che nel frattempo abbiamo costruito. Ovviamente non l'ho detto prima, ma i nostri trenini sono prodotti su commessa, e quindi ogni trenino prodotto ha un suo specifico cliente con delle specificità tipiche per il cliente che ha chiesto, con gli optional, le varianti a lui più convenienti per il servizio che deve fare. Lato motrici, come abbiamo visto, abbiamo qualche carrozza ferma lungo il percorso perché sono mezzi già completati, sono pronti per essere caricati, e oggi questi partono per la Francia. Qui abbiamo le macchine, come avete visto,
Adesso ci spostiamo in un altro reparto dove vediamo come vengono realizzate queste motrici. E qui entriamo nel cuore dove vengono effettivamente costruite le motrici. La nostra è una piccola realtà ma produce esclusiva tutto il proprio interno. Noi realizziamo la progettazione, la prototipazione e poi le piccole serie. Come vedete noi abbiamo 4 pezzi in linea e sono motrici che noi abbiamo appunto assemblato e poi andranno nella parte diciamo di completamento finale dove siamo passati prima nella fase finale. Ecco, qui è un'area dove appunto vengono anche prodotte le cose particolari. E come vedete c'è anche Ottorina perché anche lei segue una parte della produzione ma più che altro segue tutta la procedure che devono essere seguite all'interno della produzione per far sì che il prodotto rispetti tutte le normative, rispetti tutti i regolamenti e ovviamente anche la tipologia di lavorazione poi avvenga tutto in sicurezza. Ecco il completamento di un vagone. Abbiamo visto il processo, noi lavoriamo anche, facciamo piccoli componenti semilavorati che poi noi mettiamo a magazzino proprio per far fronte alle richieste del cliente e poterle dare il trenino nelle tempistiche più brevi rispetto ai giorni totali che servirebbero per costruire un trenino. E quindi costruiamo componenti, quindi i telai, e li mettiamo a magazzino e poi li riprendiamo nel momento in cui abbiamo una commessa. Ora vi faccio vedere la parte dove abbiamo il magazzino. Siamo davanti a questo mezzo, si chiama Dottobus ed è il nostro treno moderno completamente elettrico. È un mezzo che appunto serve principalmente per fare servizio navetta e come vedete questo è stato tematizzato con la grafica Freccia Rossa 1000 perché è stato noleggiato per un periodo in Trenitalia per fare un servizio all'interno di un'area FICO a Bologna. E questo mezzo come vedete è molto diverso rispetto al Musel River, ovviamente ha un uso più navetta più che servizio turistico, è completamente elettrico e quindi può girare in qualsiasi, sia all'interno che all'esterno, sia all'interno dei centri storici. Bene. No, ma dimmi, questo qua invece? E invece questo è un 4x4, un prototipo, e per testarlo abbiamo messo questa scocca che è un mix di varie scocche che noi avevamo in... Ho capito. A cosa serve un treno 4x4 invece che 2 ruote? Perché questo deve affrontare salite molto importanti, infatti riesce a salire il 25% di salita. 25%? 25%. Fantastico. Eccoci qua. Ci facciamo un giretto? Un giretto, ma va fatto, non è vero? Sì, che bello. Adesso ci spostiamo nella parte davanti dell'azienda dove abbiamo anche quel bel palco. E dopo ti faccio vedere un'altra cosa perché non l'abbiamo ancora vista ma non so se ti sei accorto ma dopo te la faccio vedere. Ok. Eccoci Sì. qua, vieni a vedere. Sì. Eri accorto? Eccolo qua. Perché mi sposto. Grandissimo. Eccolo qua, questo è il Musel River, ne parlavamo prima, è il nome che abbiamo dato a questo mezzo. Ovviamente ha riscosso molto successo all'estero perché suonava bene questa terminologia, però nel frattempo noi riusciamo a portare in giro per il mondo anche il nome di Castelfranco Veneto, ma anche del piccolo torrente che abbiamo qui che scorre diciamo, nel nostro territorio. Ovviamente il Musel River è un modello ovviamente piace soprattutto perché ha delle determinate caratteristiche tecniche che possono far fronte alle varie richieste dei nostri clienti. Questo mezzo può avere motorizzazione diesel, un 2x4, c'era anche 4x4 e oggi, come quello che vedete qui alle mie spalle, è equipaggiato invece con una batteria, quindi totalmente elettrico e quindi totalmente non è inquinante, quindi può girare sia all'interno delle strutture ma
ancora di più oggi in tutte le città turistiche, senza dare fastidio ai vari turisti che girano nelle nostre città. Sali con noi? Bene, siamo verso il termine di questa intervista. Ringraziamo Sabrina Carraro per la disponibilità di averci fatto fare una gita all'interno della vostra realtà meravigliosa. E io avevo un'ultima domanda, perché è una realtà produttiva abbastanza simbolo anche della voglia di fare del nord-est, perché alla fine è partita da una passione e si è trasformata in un'azienda di successo, indiscusso, di livello mondiale, perché in tutto il mondo voi fornite i vostri treni, ma è una cosa bellissima il fatto che è un'azienda a conduzione femminile. Ed è una cosa spettacolare, perché accidenti, un'azienda di successo capitanata da 2 sorelle non è cosa di tutti i giorni. Specialmente nell'ambito, perché esatto, è un'azienda metalmeccanica dove diciamo il settore è un settore prettamente maschile di solito. E volevo chiedere, ci sono delle difficoltà o com'è? Allora, certamente essere donna ogni tanto magari ha posto anche delle difficoltà. Io penso che quello che fa la differenza sono le competenze che ognuno di noi ha, e quindi essere uomo o donna non vuol dire, anzi, quando ci sono le competenze, quando c'è innanzitutto la creatività, la voglia di sacrificio, lo spirito, la passione per ciò che fai, questo poi si esprime anche con i risultati. E essere donna a volte ha dato anche dei benefici, perché l'attenzione per il design, l'attenzione per la bellezza, l'attenzione per deve essere tutto perfetto, magari un occhio in più noi donne ce l'abbiamo. E questo noi ce l'abbiamo, però la grande capacità penso è quello di avere una grande squadra alle spalle, che riesce a percepire quello che sono i nostri obiettivi, percepisce anche la voglia che abbiamo di raggiungere determinati obiettivi, ma ovviamente gratificando un po' tutti. Noi infatti quando diciamo che lavoriamo, la nostra la consideriamo una grande famiglia, tutti i nostri collaboratori sono per noi importanti, perché ognuno di loro ha un ruolo ben definito all'interno dell'azienda, e senza di loro ovviamente tutto questo non sarebbe fattibile. Quindi io ringrazio ovviamente anche tutti i miei collaboratori che mi hanno sempre sostenuto fin da quando sono entrata all'interno di questa realtà, e ovviamente diciamo un grande esempio di vita è stato proprio il fondatore e la mia famiglia, la nostra famiglia, la nostra madre Bruna e il nostro padre Francesco, che ci hanno saputo trasmettere questi grandi valori, perché per raggiungere gli obiettivi sempre più bisogna avere ovviamente la tenacia, le competenze, ma soprattutto grande spirito di sacrificio e voglia di mettersi in gioco. Ovviamente non è sempre, i percorsi non sono sempre facili, non sempre quello che vogliamo raggiungere sappiamo già come farlo, ma proprio per questo quando gli obiettivi sono un po' più in là dell'asticella a volte è il momento in cui si cresce, e questo è stato diciamo il nostro percorso da dove siamo partiti e dove siamo arrivati oggi. Perfetto. Allora ringraziamo Sabrina Carraro e la Dotto Trains per il supporto al premio Prunola fin dall'inizio, e vi aspettiamo il 30 marzo al Teatro Accademico per la premiazione. Grazie mille. Grazie anche a voi.